Pareggio per 3-3 tra Mantova e Voghera nella partita più incredibile della stagione. Sotto per 3-1 fino a 5 minuti dal termine, i biancorossi riescono a rimontare e addirittura a sfiorare la vittoria. Mister Graziani polemico a fine gara. Buonasera e benvenuti a Mantova Notizie. Apriamo il nostro telegiornale con il Mantova. Incredibile altalena di emozioni oggi al Martelli tra Mantova e Voghera. I biancorossi rischiano il tracollo e sotto per 3-1 a 5 minuti dal termine riescono a pareggiare e addirittura a sfiorare la vittoria. Per il Mantova reti di Franchi, Gambino e Gherardi. Sentiamo Nicola Antonietti. Tutto quello che il calcio può dare in termini di emozioni è andato in scena oggi al Martelli. Un Mantova sotto per 3-1 contro il Voghera, surclassato nel primo tempo e poi trafitto inesorabilmente nella ripresa, si ritrova quando sull'orlo dell'abisso e raddrizza una gara che sembrava ormai persa. Primo tempo senza storia, con il Voghera che prende subito le redini del gioco e Farina sfiora il palo dalla distanza. Pochi minuti dopo è Magnoni a costringere Portesi ad un difficile intervento. Il portierino del Mantova si supera ancora su Farina, respingendo un tiro a botta sicura del centravanti pavese, che però ad un minuto dal riposo si rifà con gli interessi, trafiggendo il Mantova su azione di calcio d'angolo. Mantova troppo brutto per essere vero, mister Graziani sostituisce Colonetti con Vinazzer, ma Vino la combina grossa al 13° con un retropassaggio che permette a Magnoni di siglare il 2-0, presentandosi tutto solo davanti a Portesi. Mantova sulle ginocchia, ma rianimato prontamente da Stefano Franchi. Tanino riemerge dal torpore del primo tempo e inventa un pallonetto alla Ibrahimovic che lascia di sasso l'estremo difensore vogherese Forti. Ma se l'attacco sembra essersi ripreso, la difesa continua a creare problemi. Dopo Vinazzer è Paganotto a distrarsi fatalmente, consentendo a Farina di battere Portesi per la terza volta, malgrado il disperato tentativo di parata del numero 1 biancorosso. Sembra finita per il Mantova, Speziale manca di poco il 4-1 e quando Gambino, subentrato da pochi minuti al posto di Pettarin, si mangia un gol praticamente già fatto, mettendo a lato di testa un cross dalla sinistra di Franchi, la sconfitta pare ormai cosa sicura. Mancano 5 minuti alla fine della gara, un pallone spizzato da Gherardi viene spinto in rete di forza da Gambino. 2-3, palla al centro e 120 secondi dopo l'impresa si compie. Gherardi amministra alla perfezione un lancio col contagiri di Mamadou Koulibaly e con la freddezza di un fuoriclasse trafigge Forti per la terza volta. Il Martelli diventa una bolgia, sulle ali dell'entusiasmo il Mantova sfiora addirittura il clamoroso successo, con Gherardi che un minuto dopo colpisce di testa a botta sicura, trovando questa volta l'estremo difensore vogherese attento e reattivo. Il fischio finale del signor Ferrari sancisce il pari più pazzo ed incredibile che si sia visto al Martelli da diverse stagioni. Bella la reazione e la grinta del Mantova, ma il bruttissimo primo tempo invita a qualche riflessione in vista della volata finale. È tutto l'anno che stiamo cercando di far diventare questa squadra un'ottima squadra, ma solo e soltanto attraverso il lavoro, non con la qualità dei giocatori. Se questa frase qui a qualcuno dà fastidio, facciano come vogliono. Per noi è ancora lunga e noi maschereremo fino in fondo tutto, ma non è come la racconta qualcuno. E in Serie D successi importanti per le due mantovane, lo Sterigarda Castiglione e la Castellana. In promozione resta in vetta il Castellucchio vittorioso a Ghedi. In prima categoria allunga il passo il Sarginesco. Primo verdetto tra i dilettanti la promozione del Cizzolo in seconda categoria. Questa sera alle 22:40 gol, commenti e interviste nella nostra trasmissione Dilettanti Show condotta da Gianni Veronesi. Ospite in studio il giocatore dell'Aler IACP Massimiliano Bertuzzi.